posto qua è la mia vita. Qua ho cominciato a giocare, ho cominciato a fare qualche lavoretto, ho cominciato a fare dispetti. Tutta la mia vita qua ho cominciato a vedere mio nonno a lavorare, mio papà, e adesso sono io ad andare avanti mica. Facciamo formaggi, facciamo salumi e che abbiamo dato la possibilità anche alla gente che quando viene a acquistare il prodotto nella nostra azienda, che facciamo una roba semplice lì, panetti, formaggio, gotto di vino, un bicchiere di acqua, quella va tanto bene. Mi piace mettermi lì, spiegare l'azienda, far vedere la cantina, far vedere il modo che fa il formaggio, portarli nel baito, fare un po' scoprire un po' la roba che sembra scoprire altri. Far sentire anche come fosse casa sua. Chi io ho messi sotto tutti era da mio papà, mio zio, i vecchietti, mia mamma, mie sorelle, qua che lavoro per tutti. E i salami i nostri, abbiamo i maiali, che è una piccola produzione, non potremo mica macellare più di 30 maiali in un anno e produciamo, e quando abbiamo finito qui è finito. Mi sono partito da piccolo che ho sempre detto mi vado avanti con l'oro di mio papà e di mio nonno a fare il vaccaro, andare a drio le vacche, andare a drio i pre, a fare l'agricoltore. Sono orgoglioso del mio lavoro e finché posso tiro avanti. Lo trasmetterai a tua volta? Sì, sicuramente.